Ci siamo? Dai che andiamo. Allora, buongiorno a tutti. Oggi giornata di fermento, di lavori, racconteremo diverse cose. Allora, fra poco faccio una polemica. La prima polemichetta però me la dovete consentire, devo farla perché insomma va bene gli insulti, va bene tutto, me ne succede di tutti i colori, però vi voglio raccontare un fatto per farvi capire poi con che gente che abbiamo a che fare. Parliamo di presidenti di municipalità oggi, ma così lasciamo nel vago la proposta. Facciamo questo scoop, così intanto attiriamo un po' di cittadini, insomma, perché cioè, veramente si fa fatica, ecco, perché posso capire il giornalista che si sbaglia, ma un presidente di municipalità, poi ci vuole deleghe, roba, sì, ma non tutti però, non sempre gli stessi. Vabbè, ricominciamo, perché noi andiamo avanti a lavorare, dobbiamo attaccare sta gente, sti peli, ste zavorre, una roba incredibile. Vabbè. Allora, rapporto della polizia locale di ieri. Vorremmo questi quasi, incredibile, città, pesi che avevamo, pesi chi governa, cioè. Persone controllate, 107 persone ieri controllate, siamo arrivati a controllare 8.801 persone, ieri 16 persone sanzionate, siamo arrivati a 440 di cui 60 denunciate, sempre 5 ieri non abbiamo denunciato nessuno, controllato ieri 14 attività, commerciali e non, siamo arrivati a controllare 1.002 attività commerciali, nessuna chiusura ieri, nient'altro da registrare se non 2 o 3 cose legate alla pubblica sicurezza nostra. Allora, qui ci sono un po' di domande, di mail che abbiamo per dare alcuni chiarimenti. Fra poco vi do la risposta a una robetta che mi è venuta fuori adesso, ho visto che mi stanno attaccando sui social adesso, voglio rispondere perché l'occasione è ghiotta. La prossima volta cominciate a farlo alle 5 di sera, alle 6, quando ho finito, perché veramente così almeno non vi rispondo, perché adesso vi rispondo, cioè, è possibile, perché poi sta gente che vi guarda, io mi domando le persone che si fidano di voi. Partite in quarta senza essere sicuri, solo perché leggete magari la notizia del giornale. Ma non so, ma potete essere gente di governo? Uno non dice, non ci credo, cioè persone che si candidano a gestire gli interessi dei cittadini, boh, non lo so. Anche denigrando poi, ci aggiungete del vostro, perché non è che poi vi basta la notizia sbagliata, ma anche ci mettete del vostro. Vabbè. Preparate anche la registrazione, Luca, però la registrazione audio, perché ecco, sia chiaro, perché vabbè. Allora, questa questione è su Venezia Spiagge. Allora, un cittadino, ma insomma anche altri ci hanno chiesto, perché c'era la scadenza ieri delle domande per la prenotazione delle spiagge con Venezia Spiagge, abbiamo prorogato, ha ragione lui, nel senso che cerchiamo di allungare il più possibile, e ieri abbiamo fatto un comunicato stampa, però lo preciso ancora, abbiamo come Venezia Spiagge, dico abbiamo perché il comune ha la proprietà, credo del 52%, 51% di maggioranza di Venezia Spiagge, e abbiamo prorogato il termine al 30 aprile per poter diciamo, confermare le tariffe agevolate per le capanne e le prelazioni per l'anno precedente, credo, prorogato, credo nel senso che, dov'è Michele? Non c'è? Fuori? Dopo gli chiediamo. Comunque è prorogato il termine comunque delle prenotazioni al 30 aprile, per cui risposta positiva, l'abbiamo fatto, avete un po' più a tempo, perché il tema è che tutti quanti attendiamo i tempi certi del governo e le modalità con cui poter entrare in spiaggia. Allora, su questo lo dico perché questo è stato anche oggetto di un comunicato, perché chi ha seguito un po' sa che abbiamo dato più possibilità per poter attendere e per anche versare di conseguenza la caparra di prenotazione. Però il tema delle spiagge è stato oggetto, in questi giorni è oggetto di nostre riflessioni, per dare delle regole. Il tema è che possiamo dare delle regole, intanto le vogliamo dare un po' coordinate con le altre spiagge, ma soprattutto stiamo aspettando i tempi del governo per sapere quando le persone possono uscire di casa, no? E allora in base a questo anche ci comporteremo. L'idea che abbiamo è questa, quella di far sì che ci siano delle linee guida un po' generali, parlo del Lido ovviamente, linee guida generali, tenendo presente che ogni stabilimento ci dovrà dare un progetto di apertura, un progetto di sanificazione, comunque di gestione dello stabilimento, che in qualche modo andrà discusso con l'amministrazione e poi approvato specificatamente, perché ogni stabilimento ha una sua particolarità. Diciamo che in maniera molto generale noi dobbiamo per forza rispettare le norme sanitarie. Dopodiché, essendo il Lido una zona molto particolare, molto speciale, stiamo immaginando che si possono anche prenotare le capanne con più persone, probabilmente impedendole l'uso contemporaneo. Si tratta di trovare un modus operativo
che sia fattibile con i decreti e con le norme che verranno in qualche modo rese disponibili dalle autorità sanitarie. Ecco, domani avremo anche una call con degli operatori del Lido, noi stiamo già immaginando un piano, con Venezia Spiagge io ho detto tenetevi pronti per poter aprire il 4 maggio, è ovvio che dobbiamo capire se si può o no, però intanto loro stanno lavorando, oggi abbiamo guardato anche il piano di apertura, continueremo a discuterlo, però ecco, lo dico molto trasparentemente, camminiamo sul niente, sul buio assoluto, non sappiamo nulla. Siamo pronti perché poi le persone vorranno anche andare a passeggiare e cerchiamo di far bello, di pulire il più possibile. Gli altri stabilimenti normalmente, tranne Venezia Spiagge, gli altri stabilimenti normalmente aprono verso giugno, al Lido c'è un'apertura più rallentata, rispetteremo le loro volontà, l'importante è poi dare un po' di date, di chiarezza, ma tutto va a cascata rispetto ovviamente alle norme sanitarie, di igiene e di sicurezza sanitaria. Questo mi pare evidente ed è logico che sia così. Per cui questo è il chiarimento. Poi, diciamo, non una risposta, ma un ringraziamento per la lettera cortese che ci è arrivata da Venezia Nativa, che è un consorzio per la valorizzazione di Burano, Marzorbo e Torcello. Beh, allora ci chiedono una serie di cose, alcune secondo me sono accettabili, altre in qualche modo abbiamo già iniziato a fare, alcune sono oggettivamente non è nella nostra potestà poterlo fare, ma insomma siamo molto disponibili a poter intavolare un tavolo di discussione specifico per quest'area, cercando anche di comprendere quello che è possibile, non è possibile, quello che si può fare, quello che si può diciamo in qualche modo chiarire fra di noi per dare un progetto. Ovviamente questo lo stiamo facendo un po' con tanti problemi che sono nati di categorie, di persone, eccetera, stiamo correndo ecco la giornata come passa, insomma, però sia a Davide Bressanello, che è il presidente del Consorzio di Venezia Nativa, che a Roberto Turido Pugliese, scusate, e dico sì, organizziamolo, adesso nei prossimi giorni faccio chiamare, ci sentiamo e vediamo di organizzare. Per adesso dobbiamo fare una call, perché non c'è la possibilità di fare le riunioni pubbliche, poi un domani faremo anche una riunione pubblica, nel senso che affrontiamo i problemi quelli che sono, senza false illusioni, senza promesse, senza discorsi roboanti. Abbiamo detto siamo in prima linea, per cui ci mettiamo la faccia, io vengo, lavoriamo assieme, quello che si può fare, quello che il Comune può fare lo fa, non possiamo fare quello che non ci è consentito, considerate che abbiamo un bilancio disastrato in questo momento, ma non lo dico perché è quello che è successo realmente, cioè. Per cui ecco, a presto, vi faccio chiamare. Ecco, mi è arrivata una mail di un artigiano che mi dà lo spunto per rispondere a lui ovviamente, che lavora nel campo appunto dell'artigianato artistico, specificatamente lavora con la filiera del turismo. E questo è il grande tema che mi ha affranto dall'inizio, perché questo tipo di piccolo artigianato specifico che ha tantissime rivoli e particolarità, dal vetro alle fusioni, alle lavorazioni al merletto, che lavorava assieme a negozi, cioè proprio la filiera turistica nella sua anche bellezza specifica di Venezia. E questo è un problema grosso, perché i turisti immediatamente non ci saranno e quelli che ci saranno diversi da quelli di prima al momento. Immaginiamo piuttosto una visitazione di italiani, magari anche di veneti, che non vogliono allontanarsi da casa, che non vuol dire che hanno una capacità di spesa inferiore, ma probabilmente che sono attratti da prodotti anche diversi. E abbiamo questo tunnel da attraversare finché non troveremo il modo. Noi rilanceremo la città sicuramente insieme, oggi abbiamo parlato anche con altri rappresentanti delle categorie del turismo, alberghi, ristoranti, tanti amici, bar, persone, rappresentanti anche di categoria, che si rendono conto che dobbiamo immaginare da una parte di difendere e dall'altra di contrattaccare, come si fa nel basket, come si fa dappertutto. Per cui la difesa deve essere quella di difendere i lavoratori, difendere le persone prima di tutto, cercare poi anche di avere un progetto di rilancio. Intanto che rilanciamo, parliamo adesso della filiera turistica, altro che se faremo di tutto per far tornare i turisti. Per fortuna io li ho sempre difesi, magari qualcun altro dovrà un po' forse fare qualche mea culpa. Io li ho sempre difesi, certamente non nei modi e nelle quantità che negli ultimi 30 anni si era lasciato andare in questo laissez-faire generale, dove noi abbiamo chiesto più volte, e speriamo di ottenerli in questa occasione, poteri più specifici del Comune per poter anche regolamentare l'arrivo di un numero di persone che abbia un senso rispetto a questa città.
ovviamente più limitato di quello che c'era prima e anche probabilmente più rispettoso se riusciamo a convincere questo grande pubblico internazionale magari a risiedere a Venezia qualche giorno in più e non soltanto quel turismo ormai mordi e fuggi che era quello di giornata, che è quello che noi non abbiamo mai apprezzato e abbiamo in tutti i modi cercato di ostacolare, lasciando, tra l'altro, rinviando ma lasciando la previsione del contributo di accesso proprio per in qualche modo far pagare alle persone che vengono in giornata i costi enormi che la città ha nella gestione. Ecco, in questo momento per cui il turismo si capisce che industria sia, quale sia la filiera, è appunto estesa, è molto grande e dà molto lavoro a tante persone. Queste persone che oggi hanno perso il sonno, si girano veramente nel letto di notte e io credo che queste bisognerà ascoltarle e vedere come fare. Qui questo ragazzo, questo signore mi chiede cosa possiamo fare perché lavorando appunto in questo settore dice non ci sono i clienti, cosa possiamo fare? Beh, allora, primo che sicuramente lo contattiamo lui come contatteremo altri artigiani, gli artigiani, poi questi specifici che lavorano nel settore proprio con i negozi, magari anche i negozianti, che lavoravano in filiera col turismo per capire come in qualche modo può essere affrontato questo periodo, un periodo che non sappiamo dire quanto lungo sia, ma che in qualche modo va affrontato. E probabilmente c'è da ripensare anche l'organizzazione dell'azienda, per quanto piccola sia, probabilmente bisogna immaginare anche nuove forme, bisogna capire se ci sono le potenzialità, ogni imprenditore ha un suo tempo, ha un suo valore, è da capire se e quanto queste persone riusciranno ad aprire. Ecco, per cui lo contatteremo, ci renderemo ovviamente assieme alle categorie degli artigiani, mi pare evidente, dei commercianti, di quelli che andremo a contattare, in maniera che insieme proviamo a capire se possiamo e dove possiamo fare qualcosa. Noi siamo il comune, io di lavoro faccio l'imprenditore, ma qui faccio la parte pubblica, per cui devo cercare di garantire che si crei un dibattito, una discussione e magari riuscire a quello che ho intenzione di fare, a supportare tutte le iniziative che vadano nel senso del rilancio, della difesa dell'occupazione, del reddito di queste persone. Ecco perché insisto adesso nei punti successivi, adesso affrontiamo con l'assessore Michele Zuin i punti economici che abbiamo firmato assieme a tutti i sindaci, stamattina proprio abbiamo mandato al governo, i punti tecnici per affrontare i nodi importanti dei comuni, cosa che non è stata fatta fino adesso in modo assoluto. E noi in maniera responsabile, senza polemiche, anche perché riconosciamo il lavoro del governo, una roba del genere è difficilissima, le critiche poi ognuno farà le sue, io ho le mie idee, ma in questo momento l'idea è quella di essere responsabili, di non fare grandi questioni, tantomeno far polemiche, non ne ho mai fatte, sono stato molto ligio e obbediente. È chiaro che poi un domani si potrà fare, ognuno farà le sue valutazioni di quello che è successo, che già lo stiamo facendo nelle case, ma questo riguarda, ripeto, i cittadini, riguarderà un dopo. Adesso dobbiamo essere compatti perché dobbiamo rilanciare in questo caso la città, per quanto riguarda noi sindaci tutto il Veneto, perché noi rappresentiamo sì le 7 città più importanti, ma poi ci sono anche tutti gli altri comuni più piccoli dove tanti sindaci, tant'è che il documento che abbiamo mandato è la base che abbiamo elaborato qua a Venezia con gli uffici nostri del comune e è stato accettato e firmato e collaborato e costruito assieme ai 44 sindaci della città metropolitana, che è già stato inviato la prima bozza a Roma. Questo nuovo documento che adesso fra un attimo l'assessore Michele Zuin spiegherà è stato ancora irrobustito, corroborato di ulteriori idee degli altri sindaci proprio per renderlo un documento che rafforzi il ruolo del nostro presidente Zaia, della regione, ma dell'intero governo, perché la cosa sia seria. Ecco, in tutto questo contesto stiamo affrontando con le categorie anche un documento economico, vi racconteremo nei prossimi giorni appena l'abbiamo finito di elaborare con le categorie, per dare questo ulteriore aiuto, se posso dire così, a chi ci sta governando, perché non chiediamo soltanto soldi, che è troppo comodo. Abbiamo fatto anche delle proposte tecniche che potrebbero non costare nulla al governo e che darebbero un maggior respiro al comune. Considerate che a noi mancano 115 milioni circa, parlo di incassi soprattutto legati al turismo, per dire cosa valeva il turismo per il comune, non parlo della CTV, dove anche lì mancano dagli 80 ai 100 milioni, poi a TVO altri 40, cioè
E poi dovremo parlare della Tari e della raccolta delle spazzature, perché evidentemente mancando la raccolta noi abbiamo una base organizzativa industriale che si basava su delle quantità, cambiano le quantità, è da capire come si potrà fare, insomma ecco perché abbiamo fatto un documento per il governo per vedere come affrontare. Venezia su questo si trova estremamente sbilanciata, proprio perché la filiera turistica è molto importante e abbiamo le persone che vanno protette, per cui a questo artigiano come ad altri dico che comunque noi stiamo facendo anche una battaglia perché nel frattempo venga riconosciuta la cassa in deroga, vengano riconosciute non soltanto le 600 euro, ma mi pare di capire che il governo sia orientato adesso ad aumentare a 800 e liquidare anche il mese di aprile e di maggio. Se ho capito le dichiarazioni non è testo, ma ho capito che vogliono fare questo, ci fa piacere, lo sottolineiamo, sarebbe una bella cosa per tutte queste persone che sono sprovviste di qualsiasi cassa integrazione, di qualsiasi protezione. Noi crediamo, abbiamo anche firmato un manifesto nazionale per tutto l'ambito del turismo, che è nei nostri siti, basta che andate a vederlo, è trasversale, non è questione di parte qui. E abbiamo detto proteggiamo tutti quelli della filiera turistica, che non vuol dire soltanto camerieri, albergatori e dipendenti di alberghi e ristoranti, ma vuol dire tutto quello che va intorno, compreso un artigiano che faceva delle attività che venivano vendute da un negozio che vendeva cose per i turisti. Anche quel negoziante va aiutato, anche quel barista che magari troverà, ecco, quelle persone vanno aiutate, persone, i loro dipendenti, gli stagionali, dopo vedrete, gli stagionali che non verranno assunti, vanno inglobati in queste protezioni. La filiera del turismo va protetta non per le 13 settimane di crisi, come hanno detto di fare in tutta Italia, ma vanno protette specificatamente per almeno 12 mesi, perché il turista il giorno dopo non torna, tanto più il turista internazionale, per cui Venezia ha un problema nel problema. Lo stiamo spiegando questi problemi in tutti i modi, poi vedremo anche il resto, continueremo a farlo, spereremo di avere la gente a parte nostra. Speriamo di avere, allora, già che ci siamo, adesso salto un attimo e vado alla polemica e dopo vado avanti a parlare delle lettere. Spereremo di avere la gente a parte nostra. Invece, ieri in trasmissione ho detto che ci devono liberare le barche, che facciano usare ai veneziani le barche, che mi sembra una cosa su cui potremmo essere tutti d'accordo, anzi aiutiamo il sindaco a spiegare sta cosa. Per fortuna il ministro dell'interno, che ieri sera ha avuto la cortesia di chiamarmi, ci parliamo, perché insomma la dottoressa Lamorgese, ovviamente, sto parlando di lei, Luciana Lamorgese, che conosce bene, ci conosciamo bene, ministro serissimo, ministro dell'interno, gli ho spiegato il problema delle barche a Venezia, proprio perché avevo parlato in televisione, ho parlato qua, lei è arrivato probabilmente questo eco, e da persona intelligente gli ho spiegato, abbiamo parlato, adesso vediamo col prefetto di dare una qualche sistemata a sta cosa. In quella puntata, in quel momento ho detto lasciate girare i veneziani, perché con la barca, perché la barca, ho detto, qui in laguna è come la macchina in terraferma, cioè ti muovi. Ho detto fate passare la gente in barca che sia residente del proprio nucleo familiare, per cui convivente, perché o sei da solo o sei con i tuoi familiari, non contagi nessuno, per cui la cosa si può usare, ho detto. In più andiamo magari a pescare e così non serve che porto il pacco, perché sta gente può vivere di branzini e di cappe. Un giornalista a Roma, ma lo scuso perché un giornalista a Roma ci sta, che da cappe, che non sa cosa sono le cappe, ma non è colpa sua ovviamente, ha capito carpe e scrive branzini e carpe. Vabbè, uno che legge può farsi una risata, si fa il chiarimento, il giornalista dice sì ho capito male, io poi ho una pronuncia tutta mia, non c'è problema, ci può stare. Il nostro amico presidente del Lido, Carella, guardate cosa scrive sul social suo, no? Leggi l'articolo, non che par vero, no, ma fagli vedere anche l'intestazione col PD, che si veda ben tutto, come si comporta sta gente. Perché questo è, sul sito suo, eccolo qua, cioè, col sito sopra c'era anche il marchio, eccolo là. No, c'era perché il sito del PD ha lanciato la notizia e lui l'ha raccolta, il genio qua. Allora, adesso vediamo se dopo deve denunciarmi anche lui. Possiamo leggerla sta roba, perché non ci arrivo a leggerla fin qua io. Puoi mettermela qua sul video grande? Eccolo qua. No, parti dall'inizio, scusa, perché c'è la lettera sua. Non volevo crederci, pensavo fosse uno scherzo. Senti il genio. No, senza neanche farmi la telefonata, pensavo fosse uno scherzo. Carpi in laguna, ha letto l'articolo su Nuova Venezia che veniva riportato da un altro giornale romano, ma il giornalista è di Roma, non è colpa sua, ha capito male, non è colpa del giornale stavolta. Carpi in laguna, il passo successivo qual è?
dire di mangiare i fratticelli di Caroman e di San Nicolò. Si può parlare così al proprio sindaco che sta lavorando 16 ore a gratis, mentre Carella qualcosa porta a casa? No, non so, fa il presidente del Lido questo qua, della municipale del Lido, e vuole, cioè, vedete, accendere il fuoco con le pietre e fare pitture rupestri nelle grotte. Cioè, io sto affrontando, io mi sono stancato di sta gente. Questa sarebbe l'istituzione del PD di Venezia. Qualcuno gli dica qualcosa, vi sembra normale? La pesca è una cosa seria, le condizioni dei cittadini pure. Carella, dai, basta dire stupidaggini. Ha fatto un sacco di riunioni, ha detto di tutto ai lidensi, li ha spaventati in tutti i modi, prima, durante, dopo, non racconta niente. Se questo è il modo di fare, questa sarebbe la corretta, quello che il loro partito chiedono di correttezza istituzionale, ecco come vengo ricambiato io in città. Questo è il modo, guarda cosa scrive. Questo è l'articolo. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che lui sottolinea in giallo sul suo blog, punta invece sui mezzi privati. Ah, attenzione, che sono stato preso in giro io da un candidato sindaco, che ha detto, ah sì, la risoluzione di Brugnaro è andare a piedi. No, Brugnaro ha detto, a Venezia a piedi, perché non ci sono i turisti e di solito una volta si camminava. Se non ci sono i mezzi pubblici si va con i mezzi propri nel centro storico a piedi. Poi ho detto, in terraferma, con le auto, con le biciclette, con i monopattini, guarda caso, è la soluzione del governo, è la soluzione di tutti i governi nazionali, di tutti i governi europei. Cioè, perché prendere in giro uno? Ma prima capite di cosa sto parlando, no? E dopo attaccate. Non siamo in campagna elettorale. Io ho un problema della gente che non ha il lavoro, che non viene protetta, che la gente non si alza la mattina. Ma voi siete già in campagna elettorale, avete anche rinviato le elezioni. Voi che siete al governo avete rinviato le elezioni, perché non l'ho chiesto io di rinviarle. Io ho sempre accettato, faccio buon viso a cattiva sorte, quando sarà il momento. Sto lavorando 16 ore a gratis da 5 anni e fra un poco anche qualche mese. Per cui io non costo neanche in più, costo sempre uguale. Andremo alle elezioni e i cittadini liberamente avrete modo di offendermi, come avete fatto sempre dicendo soprattutto bugie, che è la cosa che mi fa più arrabbiare. Perché posso capire Pasquale, che dicono tutti che sia matto, non so quanto, ma chi mi offende puntualmente in maniera esagerata a Piazzale Roma. Va bene, dorme sotto la Procura della Repubblica, sotto il Tribunale, resta lì, mi ha detto che i miei figli devono morire di coronavirus, lui, che scrive dappertutto, che ha dato le botte ai carabinieri, che non si sa come fare perché gli abbiamo proposto la casa e tutto. Ma lui lo capisco. Dici, boh, c'è un problema sociale, ci sono dei casi che non vengono affrontati, li affronteremo con delle leggi. No, persone che hanno dei problemi. C'è grande rispetto da parte mia, pur essendo colpito, perché poi se capita qualcuno di voi, vedremo di cosa si tratta. Perché la questione prende dei risvolti abbastanza strani su certe cose. Ma questo qui fa il presidente della municipalità del Lido, e prima ha lanciato il partito sta roba qua. Ma dico, ma questa è la campagna elettorale? È questa la città che volete voi? Tirar su la gente, creare risse in questo momento qua, dopo che ci avete chiuso dentro 2 mesi con i vostri decreti? Ma vi sembra normale? Guarda, punta invece sui mezzi privati, aprendo le ZTL, ma i suoi problemi non finiscono qui. Devono essere i miei problemi, no, sono i problemi dei cittadini veneziani. Devono essere autorizzati gli spostamenti, scusate, parlo male perché è da stamattina, mi alzo alle 6 io, è vero che sono stanco ed è vero che esprimo male, ma mi so spiegare. È quando uno non vuole capire o fa finta di non capire che travisa la realtà. Questa cosa veramente è offensiva. Non tanto l'offesa, la parola offensiva. L'offesa è proprio prendere in giro gli altri che ti ascoltano, chi ti dà fiducia in quel sito. Perché ne scrivono di tutti i colori. Quando dicevo che salvavamo le cose, non era per minacciare nessuno, ma questa la faccio vedere, perché non si può continuare così. Altri in buona fede guardano e dicono, ma dai, ora giù le cose. Ma non sono così ignorante. Che la carpa sia un pesce di fiume, a me che so contadini, secondo te non lo so. Branzini e cappe, ho detto, cappe, le cappe, quello che mio nonno andava a prendere, cappe tonde quella volta, sulla pista dell'aeroporto quando non c'era l'aeroporto. Le cappe, i branzini e le cappe, perché queste si pesca in laguna. Se un giornalista a Roma non capisce cappe e sbaglia con carpe, ci può stare. Poi io mi portano l'acqua, mi impasto perché sono anche stanco. Dovreste avere un po' di comprensione. Dico, ma proprio essere deriso così mi sono stancato però, perché non è possibile. Questo non è un livello di civiltà. Fagli vedere il resto. Attento, guarda cosa scrive. Aggiunge, non servirebbe nemmeno il buono spesa. Lui non sa, il giornalista che scrive, i veneziani potrebbero pescare mangiando branzini e carpe. Lui lo scrive come se fossero 2 pesci, non si rende conto che poi giustamente è ridicolo pensare di pescare le carpe
in laguna. Le carpe, come tutti sapete, è un fiume di acqua dolce, cioè, vabbè, insomma, è una roba che sa anche ai bambini dell'asilo, insomma, capito? Io ho detto cappe, adesso vi faccio sentire il nastro, perché ho detto, forse mangiandoci la parola si sente carpe. Facciamo sentire la registrazione. Secondo, c'è chi si va a procurare da mangiare, pensa non serve neanche portargli il pacco comprato col buono spesa, col buono famiglia, perché questi mangia il branzin. È il branzin, altro che il pacco che porta il sindaco. Questi va a prenderselo da mangiare, i cappe, i branzini, sono capaci di vivere i veneziani. Allora, è evidente che un giornalista romano può cappe, non c'è neanche in italiano, parlavo in dialetto, chiaro che non lo sa, ma tra di noi sappiamo cosa ho detto, perché col giornalista non ho proprio niente, non c'è nessuna polemica, non c'è bisogno di niente. Mi dispiace la strumentalizzazione, chiusa là, ma è per dire uno dei tanti fatti. Poi in campagna elettorale farò l'elenco di tutte queste cose qua, sono veramente bassezze. Scusami, Danny Carella, presidente di municipalità del Lido, assieme a queste quante altre ne hai raccontate? Che filosofia hai raccontato? Cosa hai raccontato del buco del Lido? Cosa hai raccontato delle piste che abbiamo fatto? Di tutto il lavoro che abbiamo fatto al Lido? 5 anni di lavoro, cosa hai raccontato ai tuoi cittadini? Cosa gli hai raccontato dell'ospedale al mare che stiamo risolvendo proprio contro tutte quante le vostre opposizioni? Siete sempre in opposizione, avete mai firmato una cosa che sia una? Io capisco uno che può sbagliare, ma sempre. La chiudo qua, però veramente, guarda, anche in questo periodo qua. Io ho passato 5 anni così, veramente, guarda. Ma no, ma non cioè ho intenzione, io guarda, ero tranquillo, andavo a candidatura, cioè siete sempre capaci di risvegliare quello che c'è in me. Il senso di giustizia e di onestà, voi non me lo piegherete, non me lo piegherete. Io mi scuserò con tutti quanti i miei amici perché così si offendono le persone. Questo ridicolizzandole, isolandole per poi colpirle. Poi arriva quello col martello. No signori, no, io mi difenderò e difenderò questa città, perché così l'avete ridotta, così l'avete rovinata. Abbiamo trovato buchi assurdi e meno male qualcosa avevamo fatto nel bilancio per affrontare l'ennesimo cataclisma. Questa è una città resiliente, siamo persone resilienti, continueremo a esserlo. Vabbè, adesso passo, perché insomma, però almeno dovevo sfogare, non posso tenermi sempre tutto dentro, dopo sennò adesso mi faccio tornare il sorriso. Allora, qui c'è un'altra invece email a cui voglio rispondere, ovviamente non cito il nome, ma chi se mi segue glielo dico, è una parrucchiera, non dico dove ha attività e tutto, sennò poi si capisce, comunque una parrucchiera, ed è preoccupatissima, perché lei dice, vi leggo la parte che mi sembra più interessante, dice, vabbè, sono cresciuta, ho aperto il mio negozio, non dico qua, vabbè, 15 anni fa, insomma, comunque è una parrucchiera. Ho dato e messo tutto quello che avevo, adesso siamo io e la mia socia e 2 dipendenti. Aggiunge, disperate, non è un aggettivo da poco, disperate dice. Non possiamo pensare di riaprire così. Ecco, io penso che così faccia riferimento alle solite chiacchiere di cui ancora non si sa niente, però lei dice, perché si sarà informata, no, nei circuiti, perché escono, fanno conferenze stampa, eccetera, poi escono i testi che magari dicono altre cose. Lei dice, non possiamo pensare di riaprire così, aumentando le ore e diminuendo la clientela, mantenendo i tassi occupazionali, pagando affitto, tasse e bollette. Solo chi ha fatto il nostro lavoro può capire, io aggiungo di imprenditore, quanto soli si è, questo l'ho aggiunto io, può gestire una clientela all'interno di un negozio di parrucchieri. Vabbè, lei che è un uomo di valore, eccetera, eccetera, si schieri dalla nostra parte. Ma mi schiero certamente. Voglio fare un chiarimento a questa ragazza, che posso chiamare per nome? No, non la chiamo per nome, se la inquadrano subito e non voglio... Allora, amica, altro che se mi schiero con voi, solo cerco di chiarire. Se voi siete in 4, da capire se abbiamo la possibilità di avere 4 sedili, cioè siete 2 soci, 2 dipendenti, da capire come lavoravate nell'organizzazione, perché col droplet devi tenere la distanza. Io immagino che si possa, adesso studieremo, vediamo chi fa queste norme, però io darò tutto l'apporto necessario. Se riusciamo a mettere i sedili lontani di 1 metro, oltre 1 metro, adesso vediamo un attimo la situazione, magari girati così, magari riusciamo a lavorare tutte e 4 facendo entrare 4 persone, non più di 4, le altre vengono su appuntamento, poi averne 4... C'è tanto lavoro, vedrete un po' voi, vediamo qual è la situazione, però secondo me non è che deve entrare una persona alla volta. Bisogna riuscire a trovare il modo di farvi lavorare, perché sennò i vostri dipendenti come li pagate? Giustissimo. Io penso poi che siccome so che siete anche proprio bravi in gamba, dai, tenete duro e facciamo assieme, adesso magari nei prossimi giorni ci sentiamo, se magari mi mandate i documenti da cui voi avete tratto questa vostra convinzione, vediamo se riusciamo
a agire su quelli, se possiamo fare qualcosa, perché poi c'è un periodo di questo droplet, ma che finirà, adesso non so, però se mi date qualche nota, può darsi che sia girata qualche informazione che vi ha particolarmente preoccupato, fatemela vedere, perché certamente che mi schiero qui i parrucchieri con gli estetisti anche, e qui i barbieri di cui tutti abbiamo bisogno, come si nota dalla mia chioma, cioè è evidente, per cui dai, bocca al lupo, ci vediamo presto, sono dalla parte vostra assolutamente, vi prego di scrivermi ancora da dove avete tratto questa, tra virgolette, angoscia, non sottovalutiamola, fatemi vedere, vediamo che regolamenti, dove possiamo agire, insomma, ecco, per darvi una mano. Per cui attendo. E, qui un'altra storia ancora, allora qua, anche questa molto pesante, lavoratori stagionali aeroportuali di Venezia e Treviso. Allora, questo è un tema vero, importantissimo, attenzione a non sottovalutarlo. Cosa è successo? Qua ho fatto una ricerca per cui cerco di darvi una risposta pubblica, ma sicuramente mi rendo disponibile poi a incontrarvi per capire come facciamo a seguirvi nel prossimo futuro, perché anche gli aeroporti hanno un problema, è legato alla filiera, secondo me, del turismo, e gli americani hanno messo, alcune delle compagnie, i voli a terra dicono fino a ottobre, tutto da discutere, tutto da vedere, però non c'è dubbio che i prossimi mesi saranno bui. Loro giustamente, adesso non vi leggo tutto, loro mandano la lettera indirizzata al presidente Zaia, ma anche all'Elisa De Berti, che è l'assessore ai trasporti, alla Elena Donazan, assessore regionale ai trasporti, la Elena Donazan, che è la responsabile del lavoro della regione, e poi a me e a Mario Conte, che è il sindaco di Treviso, perché sono aeroporti di Venezia e Treviso Save. Adesso non vi leggo tutta la lettera perché è lunga, però sostanzialmente dice, vediamo se riesco a trovare qualche pezzo che possa far capire. Beh, loro sono lavoratori stagionali in sostanza, che non sono stati previsti nel codice Ateco, che poi sono stati collegati alla prima legge Cura Italia. In sostanza ci siamo un po' studiati, lo dico a loro per capire cosa è successo, che vedete, alla data odierna, a differenza di altre regioni, vabbè, qualcuno dice come facciamo a tutelare la nostra categoria. In pratica, ecco, l'emergenza Covid-19 ha colpito in maniera durissima il settore aeroportuale, con una diminuzione di traffico superiore al 95%, tutto chiuso. Le problematiche derivanti da questo grave scenario si abbatteranno con maggior durezza sui lavoratori stagionali, che si troveranno a dover fronteggiare la perdita totale della stagione lavorativa 2020 e l'assenza di qualsiasi politica di sostegno oggi. Cosa succede? Qui c'è, secondo me, un errore che è probabile che adesso faremo presente al legislatore, al governo. Secondo me nel prossimo documento spero che lo inseriscano. Praticamente, studiando, abbiamo letto un po' di cose, delle carte che ci hanno mandato, secondo noi qui l'INPS ha sbagliato la circolare, cioè non ha inserito il loro codice Ateco su quelle persone, su quella categoria di persone che col Cura Italia poi, perché era stata inserita per altre, le famose, sono 600 euro, Luca, 600 euro questi qua, no? 600 euro che adesso dovrebbero essere aumentate, per quello che è stato detto, e se è così io mi complimento col governo, per i prossimi 2 mesi, cioè aprile e maggio, verrebbero passate, dalle dichiarazioni che hanno fatto sul prossimo decreto, verrebbero passate da 600 a 800 per aprile e maggio, ma loro non sono compresi. Allora bisogna che l'INPS comprenda anche la loro categoria, cioè gli stagionali dell'aeroporto. Praticamente loro dicono l'esclusione dalle misure di sostegno presenti e future, a oggi è così, hanno ragione loro, l'esclusione delle misure di sostegno presenti e future dei lavoratori stagionali del loro settore aeroportuale, così pesantemente danneggiato dalla pandemia Covid-19, risulta insostenibile per centinaia e centinaia di famiglie che ad oggi sono prive di qualsiasi entrata economica. Ecco, io adesso, abbiamo detto, prima parlavamo con l'assessore, questa cosa la inseriamo in quel documento economico che stiamo facendo con le categorie, perché questo è uno dei temi che io ricito sempre, e non basterà, lo dico al governo, poter coprire, che comunque è una cosa pregevole, sono bravi, niente da dire, non sto, di aggiungere aprile e maggio, positivo, perché intanto dai altri 2 mesi, ma il settore turistico, la filiera turistica dovrà essere coperto specificatamente per un periodo più lungo. Questi stagionali poi, finita la stagione, usufruivano dell'indennità di disoccupazione, per poi essere pronti per essere richiamati la stagione successiva. Già in questo modo è pesante vivere. Se poi gli togli il fatto che adesso non vengono assunti,
di fatto loro poi non potranno neanche percepire l'indennità di disoccupazione dopo, per cui questo problema diventa un problema serio per un anno. Mi auguro, adesso lo scriviamo nelle nostre note e lo mandiamo al governo. Io voglio essere fiducioso, però ragazzi, cioè non abbattiamoci e in ogni caso ci incontriamo. Adesso io intanto faccio sta roba e la mando al governo e così via. Magari con Luca ci organizziamo di chiamarvi, adesso abbiamo le mail che ci avete scritto, vi convochiamo, ci parliamo, noi non abbiamo nessun titolo per entrare, però credo che se quello possiamo fare qualcosa, ci parliamo, cerchiamo di capire, insomma, siamo qua, ecco, siamo qua, per cui tenete duro perché i prossimi mesi sono determinanti anche per le famiglie, guarda, però lo dico ma non voglio fare, cioè, mi rendo conto. Vabbè, bene, adesso io direi, niente, adesso c'era da spiegare un attimo questa cosa di stamattina, perché io farei partire forse, abbiamo un video credo, abbiamo il documento, ecco qua, il documento di sindaci, vedete il marchio, sono i marchi delle 7 città, non so se riesci ad andare più in grande sul video per farli vedere, è anche un onore vedere i marchi delle 7 città capoluogo del Veneto, molto bello, tutti insieme i sindaci. Stamattina abbiamo fatto questa conferenza stampa, eccolo qua, abbiamo presentato insomma il documento che è stato elaborato qua in Comune di Venezia dai nostri tecnici, che ringrazio molto, e sono stati aiutati con una serie di suggerimenti dei vari sindaci, dei 44 sindaci della città metropolitana, e alla fine è diventato un documento unico che abbiamo spedito qualche giorno fa. Con i sindaci delle maggiori città italiane, poi venete, scusate, abbiamo ulteriormente specificato, migliorato, secondo me, irrobustito il documento e presentato stamattina. Ovviamente questo documento non è solo per queste città, lo dico a tutti, è per tutti i comuni d'Italia. Chiaramente tiene conto della situazione contingente che ha il Veneto. Per cui io direi di far partire il video e poi facciamo parlare Michele Zwin, così io mi bevo un bicchiere d'acqua e mi calmo un po', perché certe volte... A Verona adesso stiamo affrontando la stagione, quella che stiamo facendo questa cosa tutti insieme. Le 7 città capoluogo hanno voluto unirsi per far fronte comune in questa cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus. Pensare a 3 miliardi di occupazione, dei bilanci pubblici e dei bilanci cominciare a programmarlo tra mille difficoltà, mite incertezze. Noi abbiamo cominciato a fare una prima stima dei danni e sono davvero ingentissimi. Tutto possiamo fare attraverso banche, potrebbero essere 20-30 milioni. Se a oggi la necessità di essere ascoltati da tutti, da Stato, da Regioni. Che è questo, che insomma abbiamo sottoscritto tutti quanti, 7 sindaci, questo documento ve lo manderemo, ve lo gireremo a tutti voi giornalisti. Cioè non bisogna sottovalutare l'aspetto del tema della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, e tutti i sindaci in questa lettera accompagnatoria hanno chiesto strumenti, sarà il tema più delicato da affrontare nei prossimi mesi dovuto appunto alla crisi economica. Io nelle interviste che facevo fin dall'inizio, perché oggi ogni minuto riceviamo messaggi, mail, telefonate di cittadini che cominciano ad essere disperati. Beh, insomma, è stato un momento bello, perché anche in questa situazione drammatica abbiamo dato un ulteriore segnale di compattezza, sindaci di tutte le estrazioni politiche, per cui nessuna differenza, ma soltanto un documento che è assolutamente trasversale e riguarda l'interesse dei cittadini. Ecco, probabilmente tutti quelli che vogliono irrobustire, darci forza, vi garantisco non è nell'interesse dei sindaci, nessuno vuole fare nessuno protagonismo, ma anzi abbiamo coinvolto proprio tutti perché i cittadini possono avere una loro protezione, una loro difesa. Io ho chiesto a Michele di raccontarlo un attimo, gli ho detto: Michele, banalizzalo se è possibile, per cui se fa qualche come si dice, superficialità, qualche leggerezza, gliel'ho chiesto io, ho detto facciamo una roba semplice, vedete, quante pagine sono? 12, 15 19, pagine. 15 pagine. Sono scritte per tecnici e sono per i tecnici del Ministero che deve fare le leggi. Però magari adesso Michele, per sommi capi, spiega anche qual è la situazione e il perché c'è il documento. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Sì, questo è un documento molto importante, tra l'altro pone il Comune di Venezia, la città metropolitana, come precursore di queste manovre da inserire appunto in una manovra statale a favore dei comuni. Ricordo che sono circa 50 giorni che è scoppiata questa crisi e
nulla è stato fatto per i comuni. Noi siamo un ente di prossimità, siamo un ente che deve dare i primi servizi, che dà i servizi essenziali ai cittadini, e lasciare le città, soprattutto le città più grosse, diciamo, che hanno danni enormi dalla chiusura totale delle attività, chiaramente porta dei problemi di bilancio e noi qui li evidenziamo. Stamattina è stato importante. Quanti soldi sono mancati? Ecco, allora, alla prima stima che abbiamo fatto ad ora, che poi chiaramente andrà vagliata mese per mese, noi siamo a meno 115 milioni di euro di entrate che noi pensiamo di non aver più quest'anno nel 2020. Solo del comune. Solo del comune, senza le partecipate e senza l'IMU, perché anche lì dovremo vedere se senza poi... le partecipate vuol dire, perché poi vuol dire senza la CTV, che già di suo ha un 80-100 milioni, 80-100 milioni di mancati incassi da parte di turisti. Perché uno dice, quali sono le cose che mancano? I turisti. Turisti a Venezia, così spiego bene questo concetto perché ho visto anche di numeri sbagliati girare prima su altri siti. E noi abbiamo avuto finanziati, parliamo dell'acqua, per cui solo battelli, parlo di vaporetti. Noi abbiamo finanziato 360.000 ore all'anno per le ore di moto nautico. 360.000 ore, ma noi di ore che facevamo fino a febbraio, all'anno ne facevamo 540.000. Allora, le 360.000 venivano finanziate dallo Stato tramite la Regione Veneto, che ci riversava questi contributi, al 60%. Per cui noi pagavamo per 360.000 e ci veniva rimborsato il 60% dei costi di queste 360.000. Ma nella realtà non avevamo autorizzato e finanziato 360.000 ore, ma di fatto facevamo, ormai non so da quanti anni, 540.000 ore in città. Le ore in più, da 360.000 a 540.000, le finanziavano i turisti con i biglietti estremamente costosi, come voi sapete. Bene, quei turisti non ci sono, non c'è parvenza che arrivino, c'è chi dice anche chissà che non arrivino più, eccetera, eccetera. Siamo a perdere queste questioni. Nella realtà, oggi i servizi sono limitati per il motivo del coronavirus, sono oltremodo limitati poi perché portano un quarto dei passeggeri per l'idea del droplet, per cui a tutti ho detto, per adesso, per il periodo difficile, eccetera, per chi può, perché uno che non può dovrà aspettare giustamente il servizio pubblico, ci mancherebbe altro, questo vale per l'acqua e per la terraferma. Chi può magari va a piedi, perché immagino che ci saranno le code quando le persone saranno libere di uscire. Oggi non c'è questo problema, ma la gente è chiusa in casa, noi ci preoccupiamo del dopo. E stiamo dicendo, questi numeri diventano cose concrete. Ecco perché poi viene fatto il documento a Roma, viene spiegato al governo, perché questa roba qua noi diciamo almeno consentici di fare le 500, almeno finanziaci le 540.000 ore, in parte, ma considera quelle che abbiamo fatto fino adesso che servono per le isole. In più vi aggiungo una cosa che forse pochi sanno, anche se qua tutti sa tutto, per cui i ferry boat non sono mai stati finanziati a nessuno, cioè costano circa 11 milioni all'anno alla CTV, alla VM, e vengono pagati, erano pagati, indovinate da chi? Dai turisti, i vituperati turisti. Adesso i ferry boat continuano a circolare e ci mancherebbe perché sono il Lido, però per capirci non sono mai stati finanziati, per cui noi chiediamo di essere finanziati almeno al 60%, abbiamo chiesto, guardate che abbiamo il personale della CTV in cassa integrazione al 50%, abbiamo chiesto, calcolate di fare una cassa in deroga, una protezione e finanziatela per questi che fanno parte del settore turistico, perché hanno una cassa integrazione che è troppo scarsa, cioè dico al governo, è urgente, parliamo di migliaia di persone, è inutile fare i colloqui nelle sedi di partiti e far promesse, cioè, andiamo al concreto, facciamo cose se volete anche più riservate, poi il governo gli facciamo fare la bella figura che merita. È giusto che se qualcuno ci consente di fare, quella volta Renzi, vi ricordate, mi ha dato i soldi, cioè io lo continuo a ricordare oggi, cioè mi ha dato i soldi per il patto per Venezia, il governo Renzi mi ha dato i soldi, poi come li abbiamo ottenuti un giorno ve racconto, insomma, cioè li abbiamo ottenuti dialogando, discutendo, parlando, ma cioè, ci telefonavamo, cioè, ci parlavamo, questo è il punto della questione. Quello che sto dicendo è no al sindaco, no al comune, no all'assessore Michele Zuin,
ai cittadini, a quei lavoratori della CTV bisogna dare una risposta, non raccontargli storie che basta che il comune lasci la quota di 11 milioni. Detto che la quota, se va tutto bene, la quotina del biglietto, quest'anno che non ci sono i turisti varrà 3, forse, se ci arriva. E anche là siamo disposti anche lì a capire, a metterci le mani in tasca, vedremo come fare, non lo so. Ma non risolve niente, la CTV gli mancano 100 milioni. 100 milioni, allora, ma perché non abbassiamo? Sa stare, la campagna elettorale la facciamo un'altra volta, cerchiamo di tutelare sta gente, diamogli lavoro, non facciamo promesse. Ecco, leggetevi, per favore, anche a tutti, leggete questi documenti, leggete questi punti, chi ha agganci con Roma, col governo, per favore, capite che è un allarme, è un appello vero questo qua, per i servizi dei cittadini, soprattutto quelli veneziani, perché la specialità di Venezia non riusciamo a spiegargliela, non riesco a spiegargliela. Questo è, credo che valga la pena farlo tutti insieme dove è possibile, per quello cerco di dire remiamo tutti dalla stessa parte. Si va più veloci se andiamo insieme, si va più veloci, si va più lontani. Scusa Michele, ma questa ci credevo perché voglio che le persone capiscano con che cuore stiamo affrontando. La campagna elettorale, l'hanno detto l'altro giorno, si farà a ottobre, non so quando si andrà a votare. Non ho fatto nessuna polemica, quando ci diranno vado, basta. Cioè, ma adesso affrontiamo i temi che abbiamo, la gente interessa il lavoro, interessa venire fuori da questa situazione, ragazzi, dai. Scusa Michele, avanti. Per cui sono norme che avevamo già visto con i 44 sindaci della città metropolitana, adesso è stata estesa alle 7 province del Veneto, per cui il documento acquista ancora maggior valore. Tra l'altro il sindaco di Treviso Conte è anche presidente regionale dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e quindi speriamo e pensiamo che questo documento aiuti il governo a fare e a immettere delle norme in un decreto che sembra sia prossimo per i comuni e che dovrebbe veramente aiutare i comuni ad affrontare la situazione. Perché poi la maggior parte di queste norme sono norme molto tecniche, io cercherò di spiegare velocemente, ma che tolgono dei vincoli di bilancio per poter andare avanti. Sono a costo zero, ma chiaramente sono norme che hanno ragione di essere, questi vincoli, nel momento in cui c'è la normalità. Ma in un momento emergenziale chiaramente abbiamo bisogno di toglierli per poter salvare il bilancio e per andare avanti. E allora da qui la possibilità di avere anticipazione da Cassa Depositi e Prestiti di liquidità, per cui abbiamo bisogno, per quello che stiamo già facendo e che stiamo facendo già con la liquidità che abbiamo messo via in questi anni, di spostare, come stiamo facendo, tasse verso fine anno in modo di far respirare la gente. Molti ci dicono ma bisognerebbe toglierle. Intanto le abbiamo spostate, poi ci sono norme qui dentro sulla Tari, sulla COSAP, sugli imposti pubblicità che proprio chiedono al governo invece di farsi, diciamo così, di portare e di rimpinguare i bilanci per far sì che queste tasse non vengano pagate. Le spiego un attimo. La Tari, è possibile che si paghi la Tari, cioè l'asporto rifiuti, su un'attività chiusa? Punto di domanda? No, logico, quindi non possiamo toglierla noi dal nostro bilancio, perché sennò il nostro bilancio già 115 milioni di euro diciamo, di mancate entrate, per cui non possiamo assolutamente togliere. No, aspetta, spieghiamo un attimo, non possiamo togliere perché non avremo i soldi per pagare gli spazzini. Cioè il primo passaggio noi abbiamo rinviato le scadenze della Tari, no? Solo il rinvio, non è che abbiamo detto agli spazzini ti rinvio anche lo stipendio, adesso per capirci, gli operatori ecologici, tutti i dipendenti di Veritas, che tra l'altro continuo a ringraziare per il lavoro incredibile che fanno. Il Comune ha anticipato liquidità e ha pagato una fattura di circa 20 milioni a Veritas per mantenerla nel suo equilibrio, perché la sua ristrutturazione è possibile in minima parte, cioè la macchina che è organizzata, che è utile anche fra un anno, perché le persone torneranno, magari sarà in maniera diversa, una città più bella, tutti più stupendi, eccetera, eccetera, ma i numeri sono quelli, per cui noi vogliamo mantenere il personale nelle aziende, sia in CTV che in Veritas, ovviamente dappertutto. Noi non abbiamo mai fatto perdere il posto di lavoro a nessuno, ovviamente in questo momento siamo proprio duri, cioè tenaci. Per fortuna avevamo gli utili degli anni scorsi, perché se no non avevamo neanche, se ci presentavamo col buco l'altra volta, andavamo dal prefetto e diciamo guarda ti lasciamo le chiavi della città perché non possiamo fare niente. Adesso però se stiamo dicendo che non ce la facciamo più, poi quando vediamo, cioè come posso dire, che c'è un disinteressamento totale, guardate che Venezia è la cartina del tornasole anche della qualità dell'Italia, cioè se poi dopo non ho le persone da pagare, è chiaro che uno non va a raccogliere la spazzatura, cioè è una situazione di degrado, abbiamo già visto in altri posti cosa vuol dire. Allora,
quello che sta dicendo l'assessore è che noi non chiediamo soldi, però chiediamo comprensione di comprendere che su alcuni delta, su quello della spazzatura qualcosa va fatto. Su quello del trasporto noi stiamo dicendo, guardate che Venezia ha una specialità che non c'è mai stata riconosciuta, per cui non è che chiediamo qualcosa in più, ma qualcosa che crediamo sia un nostro diritto. E facciamo linee tanto per fare a Burano, a Lido, cioè la gente abita in quelle isole lontane, che adesso per un po' potrà resistere, ma poi bisogna che riusciamo a comprendere questa specialità. Abbiamo chiesto di rifinanziare, lo dico senza polemiche, veramente. Abbiamo fatto il comitatone, che era anni, perché ho reso merito al primo ministro Conte, al ministro De Michelis, scusate, che è il ministro dei trasporti, che hanno convocato questo tavolo, il primo comitatore. Dovevamo rinviarlo, dovevamo convocarlo ancora, poi l'hanno inviato 2 o 3 volte, e avevamo chiesto il finanziamento alla legge speciale. Perché c'è una specialità, c'è una legge che è la specialità di Venezia, allora rifinanziassero anche quella. Quello che stiamo dicendo è, se siamo effettivamente in queste condizioni di non ascolto, bisogna assolutamente far massa critica, è quello che stiamo tentando di fare. Ripeto, sono alcuni provvedimenti, forse il primo, quello dell'accertamento dell'IMU. L'accertamento dell'IMU altro non è che una questione tecnica che non costa niente al governo, però dal punto di vista normativo ci consente di accertare, attenzione, vuol dire in bilancio ce l'ho. Averlo nel bilancio di previsione, l'IMU dell'anno precedente, noi chiediamo accertami, sapendo che non sarà quello, perché poi ci rendiamo conto che magari alcuni falliranno, non pagheranno, eccetera. Ma se io lo accerto, riesco a fare il bilancio di previsione. Cioè, diversamente, se non faccio l'accertamento, faccio fatica a costruire addirittura il bilancio. Non costruire il bilancio vuol dire non dare i servizi sociali alle persone più povere, più bisognose, a non aiutare tutte le persone che poi hanno bisogno di essere aiutate in questo momento, per cui è una ricaduta dello Stato questa cosa. Noi siamo un organo dello Stato, non siamo un partito politico, noi siamo un pezzo dello Stato, fondamentale perché siamo di prossimità al cittadino e penso che facciamo meglio che possiamo la difesa dei nostri cittadini. Ecco. Andando avanti, dopo la Tari c'è la COSAP, cioè è l'occupazione degli spazi pubblici. Qui Venezia, soprattutto il centro storico, ha un grosso problema perché in questo periodo i bar, i ristoranti sono restati chiusi, chiaramente non hanno aperto i plateatici e qui l'amministrazione ha già fatto uno sforzo suo, perché ha già detto noi ci faremo carico del periodo di chiusura effettiva dato dallo Stato come lockdown. A quel punto però noi sappiamo che se anche vengono riaperti, che ne so, a fine maggio, quando sarà, non sarà immediato il ricavo di questi ristoranti, bar e piazze, perché effettivamente ci saranno probabilmente sì i cittadini residenti, ma ci sarà un turismo, speriamo almeno italiano, sicuramente non ci sarà un turismo internazionale. Noi dobbiamo aiutare questi cittadini a far sì che mantengano il plateatico, ma che per un periodo non lo debbano pagare, perché saranno vuoti, ma noi non vogliamo vedere le piazze vuote, vogliamo iniziare a vedere la gente per strade, per cui chiediamo allo Stato di farsi carico, insieme alle imposte di pubblicità, di questi periodi in cui per loro non colpa sono restati chiusi. Volevo precisare, noi abbiamo anche dato la disponibilità di adesso, siccome lo Stato non ci ha dato risposta su questo, noi abbiamo 2 mesi di chiusura dei plateatici per obbligo di legge. Sì, ma uno chiude per obbligo di legge, la gente per obbligo di legge chiude, se no arrivano i carabinieri o la polizia locale, quello che è, chiudi e poi vuoi i soldi del plateatico. Ma i soldi del plateatico tu hai chiuso, ma i soldi del plateatico andavano a me. Cioè il problema è così, è come se io faccio l'eroe, però paga you. Cioè non è proprio così. Allora cosa è successo? Che questa gente noi riteniamo che sia giusto che non paghi quei 2 mesi, a prescindere. Per cui con l'assessore abbiamo detto, boh, intanto paghiamo noi. Per cui anche se uno dice, ma è una roba banale, sì, è una roba banale, ma non è proprio normale che lo Stato ci chiuda e poi dice, paga lui, perché questi sono i proclami. Non solo, a parte questi 2 mesi di certezza, poi abbiamo detto alle categorie, noi vogliamo fare un ulteriore sforzo, per cui anche su questo stiamo cercando risorse in tutti i modi per dire in altri 2 mesi li sosteniamo noi come comune, perché pensiamo, uno apre, intanto ha il droplet, per cui deve allontanare i tavolini, perché avrà già meno gente, poi non ci sono i turisti internazionali, non sappiamo chi arriva, non sappiamo neanche se a maggio ancora aprono o no. Cioè, per cui io penso a quel commerciante, a quell'esercente che oggettivamente dice ma sei fuori, la ciapo col sindaco, no? Ma il sindaco veramente non c'entra, ma non lo dico per far polemica. Allora con Michele abbiamo detto, senti, ci siamo tirati, abbiamo tagliato costi all'interno perché il bilancio è una roba, abbiamo tagliato dappertutto, ci tagliamo tutto quello che possiamo,
non tutto, ma insomma quello che si può, e alla fine abbiamo tirato fuori altri 2 mesi che paga il comune, per cui maggio e giugno in qualche modo dobbiamo ancora fare, adesso stiamo organizzando, dichiaro questo, ma insomma dopo dobbiamo trovare. Il problema, l'ho detto, l'ho spiegato al cattivo, è che io non lo posso fare, di darvi, e lo faremo comunque, in ogni caso troveremo il modo furbo, non so come, ma lo facciamo, però per spiegarci, ed è quello che abbiamo scritto lì, noi quei 2 mesi che facciamo in più, noi non abbiamo titolo per dire a uno che ha una concessione pubblica, di uno spazio pubblico, di dire io sindaco ti abbuono quello spazio, non c'è la legge. Allora io e Michele, che siamo un po' coraggiosi, abbiamo detto vabbè, intanto trovare i SKEI, qualche milione costa, non so se più di 1 milione. Diamo intanto a tutti i bar, vuol dire Terraferma, Centro Storico, dappertutto Lido, dove ci sono plateatici, paghiamo noi marzo e aprile perché è il mese di chiusura, da quando è stato chiuso per decreto. In più paghiamo 2 mesi dopo, col bilancio del comune. E abbiamo chiesto nel frattempo al governo, dacci i 2 mesi almeno di chiusura che ci hai chiuso tu, ci dai quei 2 mesi e a quel punto con quei soldi che il governo ci dà, se riesco magari li aggiungo io su un ulteriore periodo di gratuità, per cui invece che fare soltanto maggio, in qualche modo faccio marzo e aprile, i 2 mesi che dovrebbe darmi il governo, poi pago già maggio e giugno perché vi dico già non li facciamo pagare, se mi danno i soldi della parte che dovrebbero darmi io aggiungo e faccio luglio e agosto, cioè per cui riesco ad allungare la filiera sperando che qualche attività riesca a recuperare almeno i costi del personale, almeno le cose che ci sono da fare. Ecco, questo è un modo, credo, sano di fare e non è strumentale a niente, insomma penso e spero che si possa fare questa cosa. Scusa Michele, ma era per spiegare meglio. Va benissimo questa interlocuzione, così riusciamo anche a spiegare meglio le cose. Poi ci sono delle parti, diciamo, del bilancio che noi presumiamo di avere, fortunatamente, avendo lavorato in questi anni, un avanzo di bilancio, chiediamo la possibilità di poter utilizzare questo avanzo di bilancio per coprire le minori entrate che ci saranno nel 2020. Questo l'avanzo di bilancio era il risultato della nostra amministrazione. Ci abbiamo lavorato 5 anni, abbiamo trovato un bilancio disastrato, lo sapete tutti, l'abbiamo spiegato, eccetera. Avevamo non solo abbattuto i debiti, quello lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, ma anche adesso andremo ad approvare prossimamente un bilancio straordinario per il Comune di Venezia, con un attivo importante, eccetera. Insomma, eravamo tutti contenti e ci è arrivato anche, oltre all'Acqua Grande, il coronavirus. A proposito di Acqua Grande, scusate la digressione perché, allora, intanto ci sono le liste pubbliche di quelli che hanno ottenuto il finanziamento, cioè che adesso andiamo a pagare, poi sono le liste pubbliche, ci sono nel sito del Comune, potete andare a vedere. Siccome ci sono ancora molte persone, cioè ci sono ancora molti soldi da andare a rendicontare per le persone e aziende che hanno avuto i danni dell'Acqua Grande, gentilmente accelerate l'idea di portare scontrini, ricevute, eccetera, perché i soldi ci sono, noi anche solo il 30% di costi, o mettete voi il 50%, noi vi liquidiamo, con quei soldi potete fare le altre spese, insomma, ecco, per cui abbiamo avuto anche la possibilità di rimborsare in quota parte. Lo ricordo, adesso ricomincerò a ricordarlo più spesso perché i rimborsi dell'Acqua Grande sono soldi freschi, insomma, cioè che arrivano alle tasche dei cittadini in un momento del genere può essere utile. Chiaro. Prego che finiamo. E ultime cose, la misura appunto sul trasporto pubblico locale l'ha spiegata benissimo il sindaco, chiediamo la sospensione della quota capitale dei mutui degli enti locali, che non significa non pagarli ma semplicemente spostarli più avanti. E poi una cosa molto importante che nella normalità del bilancio non si può fare, noi come enti pubblici di prossimità possiamo fare e contrarre debiti o mutui per investimenti, chiediamo una deroga, che tra l'altro ha anche bisogno di una deroga su una norma della Costituzione, dell'articolo 119, la possibilità di fare debito per coprire spesa corrente, per cui non stiamo chiedendo soldi. L'ente locale, noi abbiamo fatto tra l'altro col sindaco, abbiamo fatto un lavoro favoloso sulla riduzione dell'indebitamento, ma siccome l'emergenza è emergenza, nel momento in cui... Cioè noi eravamo due contrarissimi al debito, cioè io mi dichiaro contrarissimo a far debito, ma questa è un'occasione diversa e allora abbiamo detto questa è come fare un debito di guerra, non è un debito per incapacità di nessuno, qua non c'è colpa del governo, della regione, dell'opposizione, non c'è da ricriminare niente, purtroppo è successa una tragedia gestita, poi sarà la storia a dire come, ma
e il debito va in qualche modo articolato. E allora, tra l'altro, è stato il sindaco di Padova a insistere molto, Giordani, Sergio, a dire guardate faccio questa roba. E io ho detto ha ragione, solo che se fai debito nelle forme ordinarie puoi farlo solo per fare investimenti, ma a noi non interessa fare il ponte Calatrava, non ci interessa fare la struttura, l'autostrada, ci interessa sostenere le persone al lavoro, per cui vogliamo fare un mutuo che ci pagheremo i prossimi 10 anni, 20 anni, non so, speriamo 20, ce lo paga la città, lo pagherà perché la città poi, se gestita bene, riesce a pagarlo tranquilli e sosteniamo la filiera turistica, sosteniamo le persone, ma lo facciamo proprio di cuore. E io ho detto, noi possiamo tranquillamente indebitarci 100 milioni, però bisogna che ci facciano le norme che abbia senso, perché fare 100 milioni di investimenti per fare un paillasson non serve a niente, dobbiamo farlo per sostenere le nostre imprese, gli artigiani, la residenza dentro il centro storico, dare l'aiuto dove serve anche per le case, chi non ce la fa con l'affitto, ci devono dare questa possibilità. Tra l'altro chiediamo di indebitarci, cioè, vabbè, insomma lo dico perché... Questa era l'ultima, un'altra cosa importante che non abbiamo sottolineato oggi, Sindaco, è che i rappresentanti di queste 7 province sono di estrazione politica completamente diversa. Il fatto che sia nato un documento congiunto prima di 44 sindaci e poi dei 7 sindaci delle città capoluogo di provincia del Veneto fa capire che questi sono interventi che, al di là del colore politico del sindaco che amministra queste città, sono interventi che vanno fatti, di cui abbiamo bisogno, e io lo dico io e il sindaco lo diciamo da mesi, governo, muoviti verso i comuni, perché finora non è stato fatto niente per l'ente di prossimità e noi abbiamo bisogno di dare una mano ai cittadini, perché noi poi siamo i primi a cui ci si rivolge anche per materie in cui non c'entriamo niente, si va dal sindaco. Ecco, allora dobbiamo dare però gli strumenti al sindaco per poter dare risposte. Poi non siamo abituati a fare promesse che non siamo in grado di mantenere, noi non facciamo promesse, se non possiamo, diciamo adesso, quello che ho detto prima, abbiamo fatto i conticini, eccetera. Dico anche una cosa, l'abbiamo sottolineato anche in conferenza stampa, abbiamo applaudito il governo. Cioè abbiamo applaudito per tutto quello che ha fatto di positivo, andrà assegnato assolutamente, li abbiamo ringraziati per il lavoro. Poi ripeto, ognuno può avere le sue convinzioni, le sue idee, c'è sempre uno meglio che avrebbe la ricetta in mano. Adesso non è questo il nostro modo di agire, abbiamo riconosciuto, poi nessuno sapeva niente, anche se sono stati fatti errori, poi vedremo quali. Cioè uno dice, beh comunque tu cosa avresti fatto di meglio? No, per cui vabbè, è stato fatto quello che è stato fatto. Adesso però possiamo fare un passo avanti. Detto questo, abbiamo ringraziato il Presidente della Regione Zaia perché è stato là sempre a gestire tutto, benissimo tra l'altro. Abbiamo ringraziato tutti. Volete ricordarvi anche dei sindaci che si sono comprati anche le mascherine in 2 mesi per darle a tutti i dipendenti, per fare seguire? Cioè, penso che sia una cosa normale, ecco. Uno dice, ma se l'Europa non ci aiuta, non c'è Europa. Sì, ma neanche se non aiuta i comuni non c'è neanche più lo Stato. Questo intendo dire, ma guardate che i soldi che ci dà, non è che ce li dà, sono soldi nostri, quelli che abbiamo pagato le tasse, cioè sono soldi sempre nostri. Come io amministro soldi pubblici, io e l'assessore Michele Zuini amministriamo soldi del comune e dei cittadini, che si sentono loro, nel bene e nel male. Certo che se ci sono gli utili, gli avanzi di gestione, ci sono i soldi, sono i debiti. Una volta si divideva i debiti in silenzio e si continuava a far mutui per pagare i debiti. Noi stavolta abbiamo cambiato, in questi 5 anni abbiamo ristrutturato tutto e abbiamo anche dell'avanzo, che è quello che ci sta mantenendo in piedi dei servizi, ma siamo stati penalizzati in maniera incredibile da questa situazione. Dico, possibile che non si voglia capire questo? Basta, io ho lanciato il grido di dolore e continueremo a dirlo finché qualcosa non viene su. Grazie Sindaco. Grazie Michele, grazie a te, grazie per la chiarezza. E mi dispiace se la materia è un po' noiosa, però è la base di tutti quanti i ragionamenti che poi vengono fatti, insomma. Adesso due cose di servizio importanti, due direttive della prefettura. Allora, una che gli automezzi pesanti, autotrasporto merci, possono circolare il 25 e il 26 di aprile, il 1° e il 3 maggio. Ovviamente le categorie sono informate, però lo dico anche a chi ci ascolta, insomma sappiate che i camion possono circolare il 25 e il 26, il 1° e il 3 maggio, che di solito vengono inibiti. Poi una buona notizia per i negozi di fiori e di piante, possono riaprire. C'è una nota che è venuta fuori, è arrivato prima, dalla Prefettura di Venezia, ma a seguito di una nota del Ministero dell'Interno. Anzi, approfitto per salutare e ringraziare la telefonata e poi insomma del rapporto il Ministro dell'Interno, dottoressa Lamorgese,
per quello che ha fatto sempre per Venezia, per la sua insomma, attenzione speciale che ha, insomma la voglio ringraziare, come voglio ricordarmi sempre, ho detto il governo, ma voglio ringraziare il Presidente della Repubblica perché effettivamente abbiamo su di lui un punto di ascolto importante. Lo dico perché è a Cesare quel che è di Cesare in questo caso. Ecco, qui il Ministero dell'Interno ci dice che possiamo aprire negozi di fiori, lo dice a tutta Italia, per cui insomma, ecco, per cui questa emergenza è qua, ovviamente con tutta una serie di regole che vengono prescritte, però ecco qua tale assunto trova del resto conferma anche nell'ultima domanda pubblica, secondo cui, fra virgolette, deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti vendita di tali prodotti, cioè piante e fiori, ma in ogni caso deve essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore, per cui probabilmente si entra uno alla volta con la mascherina e i guanti, insomma le solite cose, però i negozi di piante e fiori possono aprire, meno male, perché il periodo già hanno martoriato la loro produzione, la loro cosa. C'è gente che veramente ha perso tutto. Speriamo che riescano a recuperare qualcosa, io insomma anche almeno la rosa ce la compreremo per il 25 aprile, andremo a comprarla perché penso che si possa andare essendo aperto il fiorista adesso. Abbiamo quasi finito, vediamo se c'è, le pulizie in città che facciamo vedere continuando a ringraziare i ragazzi di Veritas, ragazzi e ragazze di Veritas. Ecco, grazie. Adesso ci sono i saluti che così pubblichiamo volentieri di 3 sindaci: Andrea Zampieri, il sindaco di Campolongo Maggiore, Henry Tomasi, il sindaco di Cavarzene, e Alessandro Ferro, il sindaco di Chioggia. Direi di mandare i 3 video di seguito, loro raccontano un po' quello che nella loro città hanno fatto. Li ringrazio, li saluto, li ringrazio anche per la collaborazione sul documento che abbiamo mandato al governo, e oggi questo dei sindaci è stato un ennesimo risultato di quel lavoro che abbiamo fatto insieme a loro, per cui in qualche modo, ecco, sentitevi anche protagonisti, perché grazie alle vostre strutture, alle vostre domande, alle vostre sensazioni abbiamo costruito piano piano un documento, come si direbbe, dal basso, si diceva una volta. Ok, per cui adesso c'è, per la ripeto, i sindaci: Andrea Zampieri, sindaco di Campolongo Maggiore, il primo; Henry Tomasi, sindaco di Cavarzene, e poi Alessandro Ferro, il sindaco di Chioggia. Prego.
Voglio ringraziare tutti i cittadini di Campolongo Maggiore per l'impegno che stanno dimostrando nel rispettare le restrizioni in questo periodo. Voglio anche ringraziare tutti gli atti e i gesti di generosità che sto vedendo. Vedo aziende che fino a una settimana prima producevano dell'intimo, hanno iniziato a produrre mascherine, le hanno portate qui in comune e le hanno donate ai nostri dipendenti della protezione civile, a tutte le associazioni di volontariato che attraverso telefonate monitorano gli anziani che si trovano magari soli nelle proprie abitazioni, a tutti i volontari della protezione civile che ogni giorno dedicano del loro tempo agli altri, e anche a tutti i bambini grazie di tutti gli arcobaleni con le bellissime scritte "andrà tutto bene". Adesso tutto questo che ora sembra infinito finirà, speriamo il prima possibile, e ci ritroveremo nel nostro bel paese. Grazie ancora. Sicuramente siamo stati colti, impreparati. Andare a modificare il nostro stile di vita in pochi giorni, in poche settimane, non è una cosa semplice. Però la popolazione un po' alla volta ha capito la gravità della situazione e ad oggi sta rispettando le prescrizioni che ci sono state indicate. Dal canto nostro abbiamo cercato e stiamo cercando di intervenire in tutti quei settori considerati indispensabili. Quindi abbiamo fatto una distribuzione capillare delle mascherine che sono pervenute e stiamo cercando di aiutare quelle famiglie o quelle persone che non possono muoversi di casa consegnando la spesa di generi alimentari o di altri prodotti farmaceutici. Di queste attività dobbiamo ringraziare la nostra protezione civile, tutti i volontari della nostra protezione civile. Nel campo poi degli aiuti alle famiglie abbiamo iniziato a distribuire le risorse che sono pervenute dal Ministero e abbiamo messo in campo anche altre risorse di natura comunale. Per quanto riguarda la sanificazione delle nostre strade, dei nostri marciapiedi, oramai lo facciamo con una cadenza settimanale. Ora la partita maggiore sta nel far ripartire la nostra economia e qua c'è la preoccupazione più grande. È ovvio che da parte nostra cercheremo di rinviare tutte le tassazioni di natura comunale, però la partita è molto più ampia. Ricordiamoci, solo se riusciremo a far ripartire l'economia, riusciremo a far ripartire la nostra nazione, la nostra Italia. Il Comune di Chioggia sta affrontando nel miglior dei modi possibili questa emergenza del coronavirus. Abbiamo incominciato a distribuire i buoni pasto a diverse famiglie, a diverse persone che erano fortemente in difficoltà. Già 400 sono le domande che abbiamo potuto esaminare e dare riscontro alle persone che avevano effettivamente necessità e bisogno di sussidi alimentari. Ringrazio la Protezione Civile per l'attività che sta svolgendo e per avere anche cominciato di nuovo a consegnare con il metodo del porta a porta le mascherine a tutta la nostra cittadinanza. È un'ulteriore attività a sostegno dei cittadini per difendere tutta la nostra comunità da questo virus che da diverso tempo a questa parte comincia a essere predominante nella nostra vita. Diverse sono state anche le azioni che abbiamo messo in campo, alcune minimali a sostegno dell'economia come i parcheggi blu liberi e gratuiti fino al 3 maggio. Spero di poter estendere i provvedimenti altri, soprattutto in favore del turismo, oggi alle porte e preoccupato per il suo futuro e per l'attività della stagione estiva. Da parte dell'amministrazione comunale c'è la massima disponibilità a fare il possibile per mettere tutti nelle condizioni di poter operare ed svolgere la propria attività in sicurezza e nel rispetto della convivenza pubblica. Bene, allora grazie al sindaco di Campolongo Maggiore Andrea Zampieri, grazie a Eri Tommasi, sindaco di Cavarzere, grazie all'ultimo intervento Alessandro Ferro, sindaco di Chioggia. Adesso abbiamo la slide, eccola qua, del numero del WhatsApp 366 930 9592. Paolo, domani se riusciamo mettiamo un pezzo della partita della Reyer.
perché ho visto sul sito che hanno messo un pezzo della partita qui in gym, che siamo andati nei quarti di finale, una figata, cioè, anche perché abbiamo nostalgia della massa, no? Cioè tutti quanti abbracciati, che insomma, domani andiamo in onda con quel pezzettino là, magari ce lo troviamo anche un po' più lungo, che se 2 o 3 azioni belle, facciamo un pezzettino, poi se non so, il Venezia Calcio ci vuole dare dei documenti che io ormai non ho, piuttosto che il mestre calcio, il mestre basket o chi volete voi, siamo a disposizione, ma cose belline che magari vi siete messi da parte, anche robe vecchie, che le raccontiamo, perché almeno lo sport ce lo sogniamo ancora, cioè perché qua forse il calcio riesce, ma non si è ancora capito se ce la fa a fine campionato. D'altra parte i problemi che abbiamo sono altri, per cui insomma lo sport va un attimo in secondo piano, però lo sport comunque è segno di vita, per cui bisognerà per forza riprendere a fare attività sportiva, eccetera, il prima possibile ovviamente. Per adesso dovete stare a casa, ahimè dovete stare a casa ancora un po'. E speriamo però che ci dicano presto un piano, ecco il piano sì, questo lo chiediamo, e un piano per uscita, per recupero, lentamente ma recupero. E abbiamo questo ultimo video e poi andiamo in sigla perché andiamo insieme, che è Cosa state facendo a casa, un video di Tommaso da Milano che ci mostra proprio la sua abilità col pallone. Ecco, prima di andare al video vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che noi anche domani andiamo in diretta alle 16, resterò prigioniero di questa trasmissione finché ci sarà questa emergenza virus e finché le persone sono costrette a casa. Mi auguro sempre meno e il più rapidamente possibile possano rientrare gradatamente nel rispetto della salute e così via alla vita normale, soprattutto a riattivare i motori dell'economia, e così la gente non vuole vivere di sussistenza ma del proprio stipendio, del proprio lavoro, è un fatto di dignità. E dicevo, andiamo in diretta tutti i giorni alle 16, escludendo la domenica, e il sabato facciamo una replica dei momenti migliori della settimana. Insomma, abbiamo fatto così anche per dare un po' la cadenza, per recuperare anche la cadenza settimanale che prima un po' lavorando tutti i giorni si era anche persa. Parlo per me, per noi, insomma, eravamo sempre qua. E adesso continuiamo così, però facciamo un lavoro più di attenzione sulle problematiche più operative. Dicevo, andiamo in replica poi alle 8 di sera, alle 11:30 di sera e alle 8 di mattina. Questo su Televenezia, il canale 71 e 191 del digitale terrestre. Siamo anche in diretta Facebook, Instagram, e per cui anche lì potete tirarvi fuori i pezzi, eccetera. Per cui se sbaglio a dire qualcosa vi chiedo scusa, può darsi, mi impasto la bocca qualche volta. È dalle 6 di stamattina che sono in piedi tutte le mattine alle 6, e per cui vi chiedo scusa se posso anche sbagliare qualcosa, ma essere preso in giro anche no, se è possibile, soprattutto da persone che hanno cariche istituzionali e magari si candidano a rappresentare i cittadini, perché se parlano per loro almeno uno li sa, abbiamo tanta gente che parla così, però chi è candidato e assume il ruolo istituzionale un po' di contegno in più, anche sui suoi siti privati potrebbe ottenerlo. Io non sono abituato a denigrare a dividere nessuno e vi garantisco che qualcosetta sono anche bravo a farlo, e forse su qualcosa ci sarebbe anche da dire, forse di più serio che l'ironia. Però lasciamo perdere, siamo buoni, è appena passata Pasqua e rinasciamo tutti quanti. Buona vita a tutti, buona salute, buona serata.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratutobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.